Dottor Filippi, social housing è il tema che lei tratta oggi in questa conferenza programmatica dell'edilizia della Confartigianato del Veneto, che è uno dei 4 driver che la Confartigianato ha individuato per programmare nel prossimo futuro una ricrescita, un rilancio di questo settore. Ci racconta che cosa racconterà ai nostri imprenditori? Ma senz'altro il social housing è uno dei driver del cambiamento su cui l'edilizia in crisi dovrà investire. Non vengo a portarvi delle ricette, ma in Trentino si sta tentando con l'avvio di un nuovo progetto di ragionare sul social housing. Si tratta di capire quanto questa tipologia, questa politica edilizia, questa politica abitativa diventa un'opportunità anche per le piccole imprese e le imprese artigiane in particolare. Il social housing chiaramente è una forma di edilizia di qualità ma a basso costo, bisogna investire quindi sulle nuove tecnologie dei materiali, bisogna investire sulle nuove organizzazioni dei cantieri, bisogna investire su un partenariato pubblico-privato e bisogna in qualche modo riuscire chiaramente a sciogliere il nodo delle risorse. L'ente pubblico, non confondiamo chiaramente social housing con l'edilizia popolare. È necessario chiaramente andare a individuare risorse finanziarie che sono chiaramente private, no profit e quelle del pubblico, che però interviene in misura minore rispetto a un tempo, anche perché le risorse non sono più quelle di qualche anno fa. Sì, infatti il social housing non è l'edilizia pubblica di una volta, cioè le case popolari, ma si parla di ricoveri per i pensionati, ospedali, case di cura, queste cose qua. In effetti con una popolazione che invecchia diciamo che potrebbe essere un settore fiorente nel prossimo futuro. Senz'altro. Il social housing in qualche modo si innesca rispetto alla domanda, quindi è l'utenza in qualche modo che definisce il bisogno di servizi. La casa viene vista quindi come non un bene ma come un servizio, diventa quindi una residenza quasi di mobilità. Appunto come diceva lei ci si avvicina alle aree dei grandi flussi, quindi alle università piuttosto che agli ospedali, bisogna capire qual è l'utenza, giovani, anziani, giovani coppie, precari che quindi hanno magari un reddito, ma un reddito che continua a fluttuare nel tempo. C'è una necessità di puntare sempre di più sulla locazione. La casa per tutti in proprietà forse in questo periodo storico non è più una pratica praticabile, ecco. Quindi da questo punto di vista il social housing può dare alcune risposte e può generare delle opportunità chiaramente di lavoro per le nostre imprese.